Bentornati e bentrovati a Storie. Cominciamo una nuova settimana che sarà anche la settimana conclusiva per quanto riguarda la nostra avventura in seno all'elegia. Abbiamo infatti raccontato in queste ultime settimane che cosa fosse, che cosa sia l'elegia. L'elegia è una forma poetica del mondo antico, una forma di lirica del mondo greco che si accosta al giambo. Il giambo è l'invettiva, l'elegia invece è il tentativo di esortare il popolo a costruire un'etica nuova. Abbiamo visto che in questa costruzione dell'etica ci sono alcuni passaggi di non secondo ordine, perché abbiamo visto in Callino il tentativo di esortare ad un'etica che sia coraggiosa, l'etica del popolo, no? E abbiamo visto in Tirteo, il poeta degli Spartani, affermare con forza il primato della collettività sull'individuo. Abbiamo visto in Minermo la ricerca di un'etica condivisa e comune che non sia soltanto razionale, ma sia anche emotiva, anche che possa rendere l'uomo felice. Di leggi giuste ce ne sono tante, di leggi che fanno l'uomo felice ce ne sono ben poche. E in Solone il tentativo fortissimo, importante, di portare a compimento tutto questo, cercando nella mediazione, cercando per l'appunto nella capacità di dare ordine ed equilibrio il punto di riferimento per le istanze collettive. Non si tratta di contrapporre bene collettivo a bene individuale, diceva Solone, ma si tratta di perseguire una giustizia che è superiore al bene individuale. Ecco, in questo moto, che sembra un moto progressivo di comprensione di che cos'è un'etica pubblica, c'è una pausa di riflessione. Questa pausa di riflessione è rappresentata da Teognide. Teognide è un poeta interessantissimo perché vive è di Megara. Megara è una città indefinita, c'è chi la vuole in Grecia, c'è chi la vuole in Magna Grecia, quindi è anche complesso definire dove sia Megara, però quello che noi abbiamo di chiaro è che Teognide cerca in qualche modo di mettere un punto fermo, cerca di offrire delle riflessioni che possono essere di valore educativo e dire prima di andare avanti, prima di sviluppare quello che Solone ha detto, prima di sviluppare, di portare a compimento il grande discorso dell'elegia, cerchiamo di fermarci, cerchiamo di riflettere. E lui lo fa secondo una forma che per noi è stranissima, ma che per il tempo era comunissima. Lo fa attraverso delle elegie dedicate a Cirno. Cirno chi era? Cirno era un giovinetto di cui questo poeta Teognide si era invaghito. E da questo invaghimento Teognide cercava di trarre ogni possibilità di consiglio e di crescita da parte per questo ragazzotto. Come, che modo, che cosa volesse dire questa relazione, che cosa implicasse tutto questo dal punto di vista culturale, si aprono riflessioni interessantissime, si aprono approfondimenti che sono da fare. Li faremo qui, li faremo a storia, li faremo domani.